Questa è la posa delle prime pietre di un'opera sicuramente significativa per il nostro territorio. Chiaramente è stato fatto anche un grosso lavoro in questi ultimi anni da parte della provincia e dai sindaci del territorio, un grande lavoro di coordinamento tra questi enti, e credo che poi il risultato sia sicuramente significativo e importante. Adesso l'importante è partire con celerità. Sappiamo che quest'opera tocca un numero significativo di comuni, sono interessati anche a interventi significativi, è importante assolutamente riuscire a concludere l'opera chiaramente nei tempi previsti. Ci sono tutte quante le opere di completamento a cui bisognerà pensare. Da questo punto di vista il lavoro fatto dalla Regione in coordinamento con SIS è sicuramente significativo, nel senso che sarà un'opera con un impatto ambientale sicuramente oculato e soprattutto poi l'importante, e qui chiaramente il lavoro che dovrà svolgere la Regione con la provincia e con i comuni interessati sarà quella anche di andare ad analizzare quelle che sono le opere di interconnessione, quindi le opere di completamento, perché sappiamo che c'è una certa disponibilità significativa dal punto di vista economico-finanziario, quindi è importante poi realizzare anche queste opere di adduzione.